TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. INEL Veneto e l'Ordine Ingegneri di Venezia annunciano la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione di 7 scuole secondarie di primo grado che parteciperanno al progetto Sicurezza, Educazione, Ingegneria, Scuole Geniali 2026, iniziativa educativa dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione della sicurezza sul lavoro e stradale. Il progetto porterà nelle scuole attività laboratoriali con ingegneri, la produzione di videoclip e poster sulla sicurezza, la partecipazione al nuovo format audiovisivo TG Sicurezza in 7 puntate e un grande evento finale con mostra e premiazione il 28 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. L'avviso è rivolto alle scuole statali e paritarie del territorio metropolitano di Venezia, una per ciascuno dei seguenti 7 ambiti territoriali: Venezia Isole, Venezia Terraferma, San Donatese, Portogruarese, Clodiense, Riviera del Brenta e Miranese. Le candidature devono essere inviate tramite il modulo online disponibile sul sito www.scuolegeniali.net dal 15 dicembre 2025 ore 10 al 10 gennaio 2026 ore 10. La tendenza economica del territorio, gli scenari futuri e le sfide quotidiane delle piccole e medie imprese sono i punti cardine che hanno fatto da cornice alla Xmas Party dei soci di Confap Venezia e Treviso, evento intitolato Imprenditori Eccellenti, premiazione dei soci di Confap Venezia e Confap Treviso, che ieri ha riunito oltre 200 imprenditori al Move Hotel di Mogliano Veneto. Questa, hanno affermato Marco Zecchinel e Luca Fraccaro, rispettivamente presidenti di Confap Venezia e Treviso, è stata ancora una volta l'occasione per ribadire quanto le piccole e medie imprese siano il cuore del tessuto socio-economico del territorio. Abbiamo davanti a noi sfide fondamentali come quella della competitività, data la presenza di costi e rincari, a cominciare da quelli dell'energia, che in Italia sono ancora troppo alti per le attività. E poi la tassazione, il costo della manodopera e i casi di cassa integrazione sul territorio. Senza dimenticare, concludono, la questione del personale. Le figure ricercate dalle aziende sono tante e il gap in tutti i settori è ampio. Su questa strada c'è ancora tanto lavoro da fare. Cambiamo argomento. Questa mattina a Venezia Sant'Elena il Comune di Venezia ha ufficialmente intitolato il campo da basket alla memoria di Fabio Canciani, ex allenatore e punto di riferimento per la comunità locale, ricordato per la sua generosità e per l'impegno nello sport a favore dei giovani. La cerimonia, che ha visto la partecipazione dei familiari e degli amici di Canciani, si è svolta alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali. Nel corso della commemorazione la zia di Fabio, Luisa, e il parroco Don Paolo Balter hanno condiviso ricordi e aneddoti sulla vita e l'impegno dell'ex allenatore, sottolineando quanto la sua dedizione abbia lasciato un segno positivo nella comunità. In occasione della festa di San Nicolò, Murano torna a mostrarsi solidale. Il Circolo Ricreativo Culturale Muranese APS, anche per queste feste, ha organizzato il mercatino dell'usato all'oratorio di San Giuseppe e Santa Teresa dell'ex ospizio Briati di Murano. Questa mattina l'inaugurazione. I fondi raccolti dalla vendita degli oggetti vintage e second hand andranno a finanziare le attività culturali e di aiuto agli anziani promosse dal Circolo. Il mercatino resterà aperto fino al 9 dicembre. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.